Che cosa sono le tachicardie parossistiche sopraventricolari? Si tratta di un gruppo molto variegato ed ampio di aritmie, quindi non è soltanto un'aritmia, che sono tipiche dell'età giovanile. La prima è la tachicardia da rientro del nodo atrioventricolare, la seconda è la tachicardia da rientro atrioventricolare e la terza è la tachicardia automatica atriale o ectopica atriale. È un intervento mini-invasivo, cioè non vengono fatti tagli né a livello delle gambe né a livello del torace, vengono reperiti degli accessi venosi, cioè delle vene, di solito a livello delle gambe, ma talvolta anche a livello del braccio, oppure la succlavia sotto le clavicole. È un intervento che viene fatto di solito soltanto con l'anestesia locale. In generale però le tachicardie parossistiche sopraventricolari sono quelle che rispondono meglio all'ablazione con percentuali globali superiori al 95%, quindi una percentuale di successo che è molto molto elevata. Diciamo che in genere nel giro di un'oretta, poco più, da quando si prendono le vene a fine procedura, in media un'oretta o poco più.